di Arbus. Amici di Directa Sport e tifosi del bar centrale di Calangianus, un buon pomeriggio da Roberto Carta. Siamo in diretta dalla Santa Sofia di Arbus grazie alle immagini di Francesca Sini per la 26esima giornata del campionato di eccellenza che mette contro Arbus e Calangianus. Si parte, è iniziata Arbus Calangianus, poi deviazione severata da parte dell'arbitro, ma non ha cambiato il possesso, allora si può giocare. Che palla di Diaby per Barbuia che va troppo debole col sinistro. Calcio di punizione, battuto lungo, sponda di testa, palla allontanata, c'è Diaby, zona tiro per lui, palla che rimbalza davanti a Manfredi che può controllare. Qui si è rimasti fermi, che attenzione al pallone che passa per Galloni in area di rigore. Calcia altissimo Galloni per Gaeta, chiusura di Gubea, c'è Del Soldato che tra i centrocampisti è quello che supporta di più. Attenzione a Ferrari, la sblocca subito in questo inizio di secondo tempo il Calangianus con l'inserimento del solito Alessandro Ferrari. È sempre lui a segnare per il Calangianus. 1-0 ad Arbus dopo neanche 2 minuti. Parte proprio Galloni sopra la traversa. Ferrari, cato tra le linee Barbuglio, lo scambio con Del Soldato e poi l'apertura per Fresu. Arriva il cross per Barbuglio che calcia di prima intenzione. Che parata da parte di Emiliano Manfredi, si resta sull'1-0. Azzori, buono lo stop, prova a puntare Azzori, zona tiro per lui. Palla sul fondo, può insistere De Pretis, palla in verticale per Galloni che usa il fisico, ancora Galloni, intervento in chiusura, c'è Pedoni, mette dentro il cross con il destro per De Pretis di testa, sul fondo, non è riuscito a girarla verso la porta, solo a colpirla. Un ultimo tentativo, il pallone lungo profondo per Pedoni, va a concedere la rimessa laterale, non c'è più tempo, il Calangianus vince ad Arbus 1-0, decide la rete in avvio di ripresa del solito Ferrari.